Sophie and the Giants con Right Now, bentrovati all'interno di Radio In, questo Open Day Cinema, Eliana Chiavetta e Mascinardo, e subito già pronti col primo ospite della giornata. Eccolo! Buongiorno Salvo! Ciao, come Salvo va? Cuccio, ben arrivato! Ti abbiamo nominato la scorsa settimana un po' come il Grande Fratello. Ah sì, ho visto poi la registrazione. Non ti possiamo fare uscire dalla casa perché sei a casa. Sì. E speriamo di aver fatto un buon servizio anche di promozione del tuo film Lo Scambio. Poi Barbara è stata straordinaria. Abbiamo toccato anche quel punto molto delicato, Salvo, che solo un regista di razza e di talento come te poteva scegliere, che era quel momento della vasca da bagno dove lei esce da quel momento. Chapeau per la delicatezza e anche la sensibilità che hai mostrato nel dare quel tipo di taglio, Salvo. Sì, no, ma Barbara non aveva mai fatto un nudo, per Esattamente. Insomma, l'ho rassicurata subito durante le riprese che non sarebbe stato qualcosa di scandaloso o che, insomma, che avrebbe leso la sua bellezza, anzi penso di averla valorizzata molto. No? Lei era preoccupata del fatto che potesse scadere un po' nella volgarità, tutt'altro. Hai dato un taglio e anche una luce, lo dico tecnicamente, che mi è piaciuta molto, e poi sei stato molto bravo a raccontare anche questo percorso difficile, psicologico, questa elaborazione anche dei vari lutti, dei vari aborti che aveva subito la protagonista. Mi incuriosiva anche chiederti come mai hai scelto questa protagonista, perché Barbara ci ha raccontato anche la sua sorpresa, visto che a questa femme fatale un po', no? Sono sempre stati associati questi ruoli da amante, da donna seduttiva, e lei ci ha raccontato, aveva ancora ora, dice, ma a me siete sicuri che lo debba fare io questo ruolo? Come mai hai visto? Cosa hai visto tu di diverso in lei che altri registi prima non avevano mai notato? Ma guarda, intanto mi piaceva il fatto che lei affrontasse proprio un altro tipo di cinema, completamente diverso da quello che aveva fatto fino a quel momento, né meglio né peggio, per carità. Lei aveva fatto per lo più commedie, per cui mi piaceva il fatto che affrontasse un ruolo completamente drammatico, completamente diverso da quello che lei a cui ha lavorato. Ma poi mi piaceva anche il fatto di questa donna bellissima, no? Che si perde, e allora avevo bisogno della sua bellezza, al naturale, poi perché lei poi si è preparata il personaggio molto bene. Tra l'altro devo dire che il film non è basato su un impianto psicologico così forte. Il fatto che a me interessava di più è portare lo spettatore vicino a questi personaggi e fare respirare, mettere lo spettatore nell'atmosfera di quei personaggi, cioè fare respirare la stessa aria che respirano i personaggi nel mio film. Questo mi interessava, e infatti io ho lavorato anche sulla casa, nel senso che la casa nel film in cui lei vive in quel momento rappresenta se stessa, rappresenta le sue viscere stesse, ed è di una freddezza sconfinata per come l'abbiamo ritratta, no? Cioè lei e la casa sono la stessa cosa. Infatti il film è basato su questo doppio tra casa e fuori dalla casa, cioè tutto quello che accade fuori dalla casa poi si riverserà irrimediabilmente dentro la casa, insomma, come effetto, quasi un rapporto di causa-effetto quasi buddista, no? Cioè proprio che tutta la violenza che è stata sprigionata all'esterno della casa poi finisce per ritorcersi contro. Poco fa Eliana, Salvo, mi chiedeva della potenza della sceneggiatura che fa la fortuna di un film. Nello scrivere questo lavoro ti sei avvalso veramente di persone importanti come Alfonso Sabella, come Marco Alessi, di tua figlia Sì. Federica, e di te stesso, per cui questa coralità di scrittura poi ha costruito questa impalcatura narrativa efficace, a mio giudizio. Grazie. No? Il film, allora, Lo Scambio è nato anni prima, perché avevo fatto un documentario per La Storia Siamo Noi,
e avevo conosciuto Alfonso Sabella e mi aveva stupito che lui da magistrato trentenne, durante tutto il periodo del pool antimafia di Caselli a Palermo, dopo le stragi di Falcone e Borsellino, si trovasse al centro, no, di queste vicende e fosse protagonista di queste vicende, come magistrato con l'esercito dietro la porta, una vita blindata a 30 anni ed è stato protagonista di questi arresti eccellenti, no? Come Bagarella, Aglieri, Brusca, insomma si è occupato, come abbiamo visto pure dalla serie Il Cacciatore, Il Cacciatore, sì, ha scritto delle pagine importanti. D'altronde, quando ho letto il suo libro, poi a un certo punto mi sono incuriosito proprio a quell'argomento in particolare e l'abbiamo approfondito insieme a Marco Alessi e poi dopo con mia figlia Federica, che ha dato diciamo, ha fatto una seconda regia, non solo ha lavorato alla sceneggiatura. Praticamente Federica è stata talentosissima, tra l'altro. Eliana è bravissima, ho visto uno spettacolo dedicato a Frida Kahlo strepitoso. Com'è lavorare insieme padre e figlia? Ci sono più scontri, meno scontri, ci si conosce troppo anche al di fuori dall'ambito lavorativo? No, in quel caso è stato tutto molto armonico, veramente. Poi in altri casi anche qualche scontro c'è stato. Lei è una ribelle di quelle creative, di quelle proprio frizzanti. Adesso ti manca, Salvo, è in Spagna, dice. Lei è a Madrid, lavora e vive lì. Ma tra l'altro negli scontri che abbiamo avuto devo dire che la maggior parte delle volte aveva ragione lei. Ma se ti chiamasse al contrario lei su un suo lavoro, vabbè papà, senti, vieni qua a darmi una mano. Con piacere. Si può fare. Ma io un'altra curiosità, noi sappiamo che all'interno dello scambio ci sono anche dei personaggioni che noi conosciamo molto bene. C'è Aldo Naselli, il patrono di Radio In pure. Sì, esatto. Ma ce lo diceva stamattina prima di andare in onda. Che ha fatto una piccola parte di un uomo che poi viene ucciso solo perché viene visto. Posso fare una brutta fine. Speriamo che lui non la faccia. Perché te la ridi così sulla brutta fine? Perché di là del vetro okay. e ci sta secondo me ascoltando e guardando. Si poteva dire. Per fortuna è fiction. Per fortuna è fiction. Tra l'altro dicevi? Ultimamente siamo tornati con una troupe piccola a girare proprio a Radio In e da Radio In sulla città, e non solo lì, perché sto realizzando questo video di creazione, questo film di creazione che si intitola La Zona Rossa, Follow the Silence, quindi segui il silenzio, e la cosa bella è che abbiamo girato pure dove siete voi, facendo vedere questi studi vuoti, senza nessuno, proprio per marcare questo lato del silenzio, che in realtà poi dentro la radio la musica continua, che viene emessa, no? Ma senza i conduttori. Ma senza i conduttori, c'erano soltanto i microfoni, la console e tutto. Ci sono alcuni momenti in cui me lo chiedo se la gente non preferirebbe che noi non fossimo qui, però detta così adesso mi impressiona un po', ecco, mi mette un po' d'ansia la cosa. Mi fa sentire un po' ghost. È vero? No, invece la tua presenza è fondamentale. Assolutamente. Io come si dice dalle mie parti, Salvo, io sogno per accomodare. Ogni tanto quando mi parti con l'ennese è bellissimo. Ivan potremmo fare a meno, ma esatto. Ah, ragazzi, per mettere tutti d'accordo, io direi di passare a una clip. Sì, non abbiamo scelto lo scambio perché lo abbiamo fatto con Barbara, ma abbiamo scelto questo lavoro che ti ha impegnato parecchio su Frank Zappa. Ci gustiamo questo teaser. Un giorno qualunque arrivano in Sicilia da Los Angeles la moglie e i figli di Frank Zappa. Ci siamo sentiti talmente spesso in questi ultimi tempi che mi sembra quasi come quando arrivavano i parenti americani della mia famiglia, i figli e i nipoti di quelli che erano emigrati molti anni prima, che mio padre puntualmente immortalava con la sua Super 8. Li accogliamo all'aeroporto io ed Eleonora, mia moglie.
sono attesi a Partinico, la città di origine degli Zappa. C'è Gail, la moglie di Frank, Diva, Moon e la sua piccola Matilda, Weasel e sua moglie Megan. Non c'è Ahmet, l'altro figlio di Frank. Ho sempre amato la musica di Frank Zappa e oggi realizzo il sogno di ogni fan: raccontare insieme alla sua famiglia un frammento della sua vita e insieme anche della mia. Bello, mi piace molto, mi convince tanto la tua voce narrante, non è usuale nei No, ma documentari infatti. e questo momento dell'arrivo della famiglia Zappa all'aeroporto di Palermo è davvero molto bello, Salvo. Grazie. Tu eri uscito con un documentario l'estate di 1982, l'estate di Frank, e poi nel 2013 hai fatto When Zapp Come to Sicily. Quindi diciamo quasi 4-5 anni dedicati proprio a questo lavoro, a questo tema. Sì, 2 anni e mezzo, diciamo. Prima ho realizzato un 30 minuti per Rai Educational, Esatto. e sono venuti Dweezil e Diva, 2 dei figli. Poi l'anno dopo siamo riusciti a produrre quello più lungo, e quindi parte del materiale del 30 minuti è finito sul progetto definitivo, e abbiamo fatto questo film di 80 minuti con cui poi siamo andati a Venezia e ha girato insomma vari festival, pure il Full Frame, il festival di Scorsese, è stato a San Francisco al Mill Valley Festival, insomma ha fatto un giro del mondo, e attualmente poi devo dire con grande soddisfazione è su Amazon Prime in America, però non in Europa, Come mai? e su iTunes, perché è distribuito da un distributore di Los Angeles. Ok. Quindi gli americani hanno sempre questo fatto che il loro mondo è il mondo, però no, al di là di quello, diciamo, è distribuito in America. E poi su iTunes invece a livello globale. È stato per diverso tempo su Rai 5, mandato più volte perché Rai Cinema ha coprodotto il film, e adesso insomma è disponibile solo su Blu-ray, praticamente su Amazon, come oggetto, non come trasmissione. Devo dire che insomma, quello è un documentario, essendo molto personale, autobiografico e tutto, è una cosa a cui tengo particolarmente, è un lavoro che mi ha preso completamente. Ho utilizzato i Super 8 che girava mio padre quando ero piccolo, i nostri Super 8 di famiglia, i filmini che si facevano allora. Ho utilizzato anche parte del materiale, me l'ha dato la moglie di Frank Zappa, quindi lo Zappa Family Trust ha partecipato come coproduttore, dando la disponibilità di tutta la colonna sonora e delle immagini del concerto di Palermo dell'82 e del tour dell'82 di Zappa, perché questo documentario ha la particolarità che non è il solito documentario sulla storia di un artista, quanto di un momento della sua vita insieme al momento della vita di un fan qualsiasi nel mondo, che ero io in questo caso. Quindi le storie di questo fan, di Salvo Cuccia e di Frank Zappa, poi non si incontrano perché io non vidi quel concerto, non arrivai in tempo al concerto perché ero militare, mio padre mi venne a prendere, facciamo questo viaggio in Italia dal nord al sud e non arrivo a quel concerto che è il giorno del mio compleanno, il 14 luglio, concerto che si faceva il 14 luglio proprio in corrispondenza con la festa di Santa Rosalia, mai fatto un concerto allo stadio quel giorno, e finito tra i lacrimogeni per via di un'incomprensione, tra virgolette, una piccola incomprensione, diciamo che è stata una sorta di micro G8 allora, no? Per cui la polizia cominciò a sparare lacrimogeni sulla folla, che non era una folla di giovanissimi, non era un concerto punk, c'erano pure famiglie con figli, c'era gente dai 15 ai 50 anni, 60 anni. 20.000 persone in fuga a un certo punto con questi lacrimogeni. Questo perché io non conoscevo questa storia. Perché il pubblico entrando nello stadio si rende conto che il palco era situato a metà del campo e il pubblico doveva stare sulle gradinate, quindi il pubblico guardava
il concerto da dietro la porta, dove c'è la porta del portiere, insomma, del campo, perché non volevano che si calpestasse il prato. Questa cosa è diventata una bomba, perché poi insomma la gente si è un po' scocciata di ascoltare da lontano e di vedere da lontano il Anche perché concerto. dobbiamo immaginare anche che gli impianti degli anni '80 non erano magari quelli di oggi, dove anche in poi termini di sicurezza e di Esatto, logistica. poi gli impianti audio non erano quelli di oggi, quindi per cui non chissà è che che si arrivava sentiva, qualcuno. infatti. Assolutamente, E in assolutamente. più Zappa suonava col suo gruppo non vedendo nessuno davanti, insomma era come se suonasse in studio, insomma, in qualche modo. Però il film Un'organizzazione è più perfetta, Sì. Senti Salvo, noi ci siamo conosciuti una decina d'anni fa. Mi è piaciuto molto nella tua esperienza professionale questa combinazione che tu hai iniziato anche alla fine degli anni '80 tra videoarte, documentario, finzione. Torni spesso al linguaggio del documentario, lo abbiamo visto anche da questa clip, e questo ovviamente mi fa sentire molto vicino al tuo stile narrativo. Tu hai realizzato anche un lavoro che è la Spartenza, per cui hai indagato con il piglio appunto del documentarista in termini anche antropologici, luoghi anche a me molto cari, si avvicina la Settimana Santa, il Venerdì Santo, per cui mi incuriosisce molto, Salvo, il tuo pensiero su quello che è l'impatto di una famiglia come quella degli Zappa che arriva in una terra a scoprire le origini. Questo mi interessa appunto conoscere il tuo pensiero. Sì, intanto ti dico subito, io non sono un documentarista, non mi ci sento, non mi sono mai sentito un documentarista. I documentaristi sono quelli bravi che fanno il documentario, sanno fare il documentario, che stanno per molto tempo con i loro personaggi, che costruiscono le storie dal vero, con la poesia del reale, chiamiamola come è chiamata oggi, fin dai tempi di Vittorio De Seta a oggi, insomma. E quindi non mi sento un documentarista, dico sempre in maniera molto, può sembrare pretenzioso, un ricercatore di linguaggi. Questo l'ho detto sempre perché mi piacciono mi piace come si affronta un argomento, con quale linguaggio, in quale lingua parli, insomma. Questa cosa deriva anche dal fatto che sono stato sempre molto legato ai linguaggi della musica e soprattutto alla musica del Novecento, tant'è che nei primi anni '90 conobbi un compositore straordinario che purtroppo non c'è più, morto giovane, che si chiamava Federico Incardona. Conobbi Lelio Giannetto, già lo conoscevo dalla prima liceo addirittura. Io stesso suonavo quando ero un teenager, quindi il mio approccio è più un approccio che viene dalla musica, dal mondo della musica,